Sospetto caso di Creutzfeldt-Jakob per una donna di 61 anni morta nei giorni scorsi in una casa di riposo del distretto di Pieve di Soligo. Come previsto dalle indicazioni ministeriali è stata già eseguita l'autopsia per accertare l'esatta causa del decesso. Solo con l'esame autoptico infatti sarà possibile accertare da quale variante della malattia fosse affetta la 61enne. La malattia di Creutzfeldt-Jakob appartiene al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, forme molto rare di malattie degenerative del cervello che includono alcune varianti, sporadica, familiare, iatrogena e la nuova variante più nota come morbo della mucca pazza, ancora più rara. Una malattia letale dal decorso veloce con progressiva demenza accompagnata da problemi fisici che nel giro di alcuni mesi, massimo 2 anni, porta al coma e alla morte. Nelle prossime settimane si saprà da quale variante fosse stata colpita la donna. Non sono previste, in relazione al caso trevigiano, misure di sanità pubblica. Il cosiddetto morbo della mucca pazza creò allarme a metà degli anni 90, quando si registrò un'anomala concentrazione di casi in Inghilterra e si ipotizzò una correlazione con l'alimentazione, in particolare con la carne di bovini nutriti con farine animali, legame che però non è mai stato accertato ed è escluso per i cosiddetti casi sporadici. Questa è una, tra virgolette, quelle vox populi che nasce da quei casi diversi, peraltro, di circa 20 anni fa in Inghilterra, dove però la malattia si era manifestata in pazienti più giovani con caratteristiche cliniche anche diverse e che tra l'altro poi non si sono più ripetuti.